Residenze per anziani, centri comunità alloggio per disabili e ancora gli incontri protetti e assistiti per i minori dati in affido, categorie per le quali è in fase di preparazione una nuova e unica ordinanza regionale. Sebbene infatti gli ingressi nelle RSA, per esempio, siano stati riaperti dallo scorso 25 maggio, ancora tante le strutture che non permettono alle famiglie di far visite ai parenti ospiti o, al contrario, di far uscire gli ospiti dalle strutture per dar loro la possibilità di trascorrere i fine settimana a casa e comunque in compagnia dei familiari. Complicata perché noi abbiamo servizi residenziali, semiresidenziali, disabilità, salute mentale, minori con problemi comportamentali, anziani, autosufficienti, non autosufficienti, insomma tutto il sociosanitario. Allora cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di fare una linea unica, una linea di indirizzo, linea guida unica, suddivisa poi per settori, dove quindi raggruppiamo tutti. Le nuove linee guida, come detto, per stabilire delle regole comuni e ovviare a quella che è e resta la paura di tutti, il ritorno di nuove infezioni. Ci pregano di riaprire, d'altra parte poi io mi confronto con i gestori, con i rappresentanti dei gestori, sono tutti molto spaventati nel dire riapriamo totalmente, ritorniamo come era prima, eccetera. Quindi dovremmo cercare di utilizzare quella attenzione che abbiamo utilizzato per gli ospedali. Quindi la volontà è quella di fare un provvedimento unico, penso inizio settimana prossima, lunedì ci lavoriamo su questo.